Benvenuti, oggi è mercoledì 7 giugno 2023. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.18. La luna sorge alle 12.35 e cala all'1.27. Oggi si celebra San Roberto. Il nome Roberto deriva dal provenzale e significa splendente di gloria. Il suo numero fortunato è il 6, il colore è il rosso, la pietra è il rubino e il metallo il rame. Siete pronti a scoprire un trucchetto per sconfiggere i cattivi odori del frigorifero? Eccolo, posizionate un pezzetto di carbone di legna tra i vostri cibi e bevande. Questo semplice stratagemma permetterà di assorbire gli odori sgradevoli come per magia. Però, insomma, se volete evitare che i vostri ospiti vi guardino perplessi e vi facciano domande strane, potete anche optare per un deodorante per donare una ventata di freschezza. Sono 83 le candeline per il cantante inglese Sir Thomas Jones Woodward, meglio noto come Tom Jones. A suon di hit e dischi venduti più di 100 milioni in oltre mezzo secolo di carriera, si è guadagnato nel 1989 una stella sulla mitica Hollywood Walk of Fame. Il suo brano più popolare è Sex Bomb. Festeggia 87 anni il nostro sicilianissimo Pippo Baudo, il re dei presentatori. Considerato un monumento della TV italiana, è passato dal successo di Sette Voci alle 13 edizioni di Domenica In, dai programmi cult come Luna Park e Fantastico al Festival di Sanremo. È stato il papà artistico di tanti personaggi del mondo della musica e della TV. Ed è qui la sua celebre frase: "Questo l'ho inventato io!". Infine oggi compie 78 anni l'attore romano Enrico Montesano. Negli anni 70 e 80 al cinema è stato campione di incassi recitando al fianco di Proietti, Celentano, Pozzetto, Manfredi, persino Verdone. Tra i suoi film più noti Qua la mano, Febbre da cavallo e Grand Hotel Excelsior. È stato mattatore anche in TV e in teatro. È la nazione più piccola del mondo, custode da oltre 2 millenni della cristianità. Il 7 giugno del 1929, con l'entrata in vigore dei patti lateranensi, nasceva lo Stato della Città del Vaticano. Il giorno dopo, Papa Pio XI ne diventava sovrano assoluto. Abbiamo fatto 30, facciamo 31. Quante volte vi sarà capitato di dirlo o di sentirlo? Conoscete l'origine e il significato? Fu una frase pronunciata da Papa Leone X nel 1957. Aveva creato una lista con 30 nuovi cardinali e i vecchi prelati erano contrari, ma il pontefice li rassicurò dicendo che non avrebbe superato quel numero. Invece fu aggiunto un altro nominativo e il Papa disse la frase rimasta proverbiale, anche se leggermente diversa: tant'è 30 che 31. È il momento di scoprire cosa riservano gli astri con Marco Amato. Buongiorno ai 12, misteriosissima oggi la Luna congiunta a Plutone. Vediamo cosa salta fuori dai meandri dello zodiaco. Ariete. Per voi questa Luna e questo Plutone possono essere uno stimolo molto interessante per quello che riguarda il far venire fuori i vostri reali sentimenti, quelli atavici, quelle pulsioni anche che hanno a che fare col vostro pianeta tribale e guerriero Marte. Non c'è niente di male nel darsi puramente alle passioni. Toro. La giornata di oggi prevede una luna un po' complicata proprio perché darà l'addio al Capricorno, si plutonizzerà e poi diventerà uraniana in Acquario, stimolando il vostro Urano già presente nei vostri gradi. Qualche tensione, svisto, nervosismo saranno molto probabili, per cui oggi evitate totalmente di fare gaffe e soprattutto di dire troppo. Gemelli, una giornata che vi dà qualche stimolo decisamente interessante. Oggi troverete nelle arti, nella musica, nel bisogno di ritrovare un rapporto con la passione e il vostro talento intelligente e brillante. Ottima giornata per darvi al teatro o nell'interpretazione di una delle tante personalità che la vostra poliedrica natura contempla. Cancro. Giornata molto misteriosa per voi perché la Luna si congiunge a Plutone, vi dà un potere magnetico molto forte e un carisma inusuale, un carisma di cui forse potrete un po' abusare al lavoro. Ecco, non esagerate, non debordate troppo negli atteggiamenti, mentre invece nella passione e nell'amore usatelo tutto, siete bravissimi.
Leone, giornata molto curiosa. Venere, Luna e Plutone non vanno proprio d'accordo oggi tra i vostri gradi e quelli di Acquario e Capricorno. Cosa salterà fuori che non vedevate in alcuni dei vostri rapporti o magari al lavoro? Tenete d'occhio le finanze e soprattutto abbiate la certezza di non lasciare nulla al dubbio e di sincerarvene. Vergine, è una giornata che vede una luna che vi dà un ultimo saluto dal Capricorno con un assist plutonico molto interessante. Oggi potrete trovare l'idea giusta per rimettere a posto tutta una serie di questioni lavorative, ma in serata sarà una giornata ottima per dedicarsi alla passione e alla sensualità. Bilancia, giornata particolarmente intrigante in cui il bisogno di parlare, esplicare e di vuotare il sacco su alcune cose della vostra vita sentimentale potrebbe essere soddisfatto, un incontro fortuito, inaspettato o qualche notizia da chi non vi aspettavate. Scorpione, molto interessante la giornata di oggi perché tra Capricorno e il Plutone la Luna vi dà fortissima energia che dovrete investire benissimo in senso creativo al lavoro e anche in serata, in intimità, con un invito inaspettato. Sagittario, giornata particolarmente intrigante anche per voi, è una giornata da poter utilizzare in senso creativo e in cose come la fotografia o la visione delle cose, l'arredamento, l'ordine, ma quello che sarà più importante, soprattutto per i single, è un incontro che potrebbe essere un vero e proprio colpo di fulmine seduttivo. Capricorno, giornata un po' magica per voi, proprio perché state vivendo questa congiunzione Luna-Plutone in una maniera molto intensa e viscerale. Dentro di voi ci sono tutte le risposte, contattate la parte più intima e istintiva di voi stessi. Acquario, una giornata che ha un che di magico per voi, tutte le intuizioni plutoniche date dalla Luna, geniale, che nei vostri gradi in serata diventerà fulminea, accenderanno uno start che sarà utilissimo nell'avvio di progetti al lavoro e nell'accelerazione di cose che erano rimaste sospese. Evitate però di essere troppo elettrici con gli amici e con le persone che vi stanno intorno. Pesci, giornata molto intrigante, una giornata che darà al vostro intuito una marcia in più, un intuito da poter usare anche per chiarire qualche dubbio su qualche amico, amica o qualche rapporto che credevate traballante o in bilico, mentre invece una complicità col partner vi rende la serata straordinaria. Aveva riacceso la passione per il ciclismo ed era entrato nel cuore di tutti gli italiani. Era il 7 giugno del 1998 e Marco Pantani, uno dei ciclisti più forti della storia, vinceva l'81esimo Giro d'Italia. Un momento di gloria in una vita bruciata a soli 34 anni, in circostanze ancora misteriose. Oggi col nostro modo di dire vi portiamo nella savana. A leopard can't change its spots. In italiano suona come un leopardo non può cambiare le sue macchie. Ebbene, questo modo di dire ci suggerisce che le persone non cambiano facilmente o che non possono modificare la loro essenza. È come il nostro simpatico detto il lupo perde il pelo ma non il vizio. E ora immergiamoci nella nostra Sicilia, dove si dice «Cunasci tunno, un po' more riguacciato». Non perdete tempo a cercare cosa vedere in TV. Ecco i programmi di oggi. Paul Gauguin, il pittore che ha scosso il mondo dell'arte. Tutto sembrava andare per il verso giusto, ma improvvisamente il destino ha cambiato le carte in tavola. La borsa di Parigi crolla e la vita di Gauguin va in pezzi. Lavoro perso, difficoltà economiche e la lotta per far emergere le sue opere nell'oceano dell'arte parigina. Ma la sua vita prende una svolta ancora più drammatica quando incontra Vincent van Gogh. Vincent si taglia l'orecchio e Paul viene internato in un manicomio. Deciso a trovare autenticità e ispirazione, si trasferisce in una terra esotica, Tahiti, dove si circonda di giovani ragazzi maori. Le sue opere provocatorie scatenano l'indignazione del vescovo, che le distrugge senza pietà. Gauguin finisce in una tomba anonima, ma il suo spirito e la sua arte ribelle lo rendono indimenticabile.
Ci salutiamo con la frase del giorno: non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo quella che apre la porta. Ci vediamo domani, un bacio e buona giornata dalla vostra Naomi.